Eccoci insieme anche oggi. Torniamo a parlare di formazione professionale, torniamo a parlare di incontro tra domanda ed offerta nel mondo del lavoro, ma lo facciamo da un angolo di visuale particolare, che non è stavolta centrato sui giovani, quanto sui cinquantenni, cioè le persone mature. E questo lo facciamo con Pier Giorgio Silvestrin, che è il presidente di Federmoda CNA Veneto. CNA è l'acronimo di Confederazione Nazionale dell'Artigianato ed è anche il portavoce del Tavolo Veneto della Moda. Prima di arrivare al tema della puntata, cioè anche questa vostra proposta di borsa lavoro della moda, vorrei chiedere qualcosa di quadro sulla moda, perché per tutti noi la moda è non solo un brand italiano nel mondo, ma è sfilate, paillette, luci, colori e allegria. In realtà qual è oggi la situazione? Sì, buongiorno a tutti intanto. Diciamo che questo è quello che la gente vede, si vedono da fuori, si vedono le sfilate, ma questo è forse l'ultimo tassello di tutto il complicato mondo della moda. Dalla parte di là è come fossimo, voglio dire, in una trasmissione c'è il banco regia, cioè abbiamo bisogno di persone che lavorano, di persone che producono, di persone che trasformano le idee dei designer, abbiamo bisogno di una serie infinita di qualifiche professionali. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi stiamo uscendo da un periodo di grossa crisi. Molte aziende purtroppo hanno chiuso, altre aziende hanno delocalizzato, qualcuna inizia a ritornare in Italia, dove c'è un fenomeno che viene definito reshoring, non è molto ampio, diciamo che siamo a livello embrionale, però abbiamo anche delle aziende che iniziano a ripensare che la loro produzione forse è il caso di paradossalmente ridelocalizzarla in Italia, mentre fino a qualche anno fa le produzioni c'è un'ondata di ritorno in qualche maniera. Succede che legata alla qualità, ci si accorge che la manodopera italiana insomma, bisogna è superiore dire anche che per quelli esempio, che costano meno. Certo, per esempio i cinesi non vogliono pagare un prodotto di brand con l'etichetta Made in China, vogliono un'etichetta Made in Italy per esempio, loro stessi, cioè quando superiamo determinati segmenti sul lusso con prezzi non proprio alla portata di tutti, anche i ricchi dell'Asia, chiamiamoli così non stiamo a identificare solo Cina, ma magari anche Corea, eccetera, vogliono che ci sia scritto magari Made in Italy, e per avere un prodotto Made in Italy bisogna produrlo qua in Italia. Lei, ricordavo all'inizio, è il presidente di Federmoda CNA Veneto. Sì. Prima ha usato un termine che mi ha sorpreso, ha usato il termine designer. E per chiedere, è quella la moda oggi nel Veneto o è ancora il sarto? Voglio dire, è un po' come nella cucina in cui adesso tutti i cuochi sono diventati chef, ma in realtà insomma gli chef veri sono davvero pochi. Una via di mezzo, cioè fondamentalmente i giovani vorrebbero essere tutti designer, come i giovani vorrebbero essere tutti chef. Il designer però, ok, disegna, idea un prodotto, però poi bisogna costruirlo, bisogna realizzarlo, quindi abbiamo bisogno ancora delle mani sapienti, che possiamo chiamarli sarti, possiamo chiamarle anche persone che sanno fare con le mani determinate operazioni e che non è possibile poi delegarle a delle macchine. In questo momento si parla tanto di 4.0, ma nel campo della moda comunque abbiamo ancora bisogno di rimagliatrici, abbiamo ancora bisogno di tagliatori, abbiamo ancora bisogno di addetti alla confezione, cioè di persone che comunque utilizzino le mani. Lei ha usato il termine le mani sapienti e a proposito di sapienza, di saggezza, di esperienza rientra questo vostro progetto, la borsa lavoro della moda, che è indirizzato in particolare ai cosiddetti lavoratori NASPI. Sì. NASPI, leggo, è una prestazione economica istituita dal 1° maggio 2015 che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata assicurazione sociale per l'impiego. È una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Insomma, tradotto, è la vecchia indennità di disoccupazione. Voi dite, c'è una marea di persone che, ahimè, hanno perso il posto di lavoro, che sopravvivono grazie all'indennità di disoccupazione,
in qualche maniera le reintroduciamo all'interno del sistema produttivo, evitiamo di disperdere questa esperienza. Ed è questa la nostra difficoltà, nel senso che non si sa dove siano. Questi lavoratori percepiscono un titolo INPS mensilmente, però sono iscritti ai vecchi uffici di collocamento che ora si chiamano centri per l'impiego, ma il centro per l'impiego non riusciamo a capire esattamente qual è la professionalità di queste persone, e in quanto non ci sono delle schede appropriate, non sappiamo da dove vengono, non sappiamo che cosa hanno fatto, non sappiamo praticamente la loro vita professionale. Quello che noi chiediamo è che siamo partiti facendo una piccola indagine tra i nostri associati e ci siamo accorti che, per esempio, su una 60ina di questionari che avevamo inviato emergeva che circa due persone per azienda ipoteticamente, in via teorica, potrebbero essere assunte. Cioè le aziende stanno cercando persone che abbiano anche una certa esperienza, ma non sanno come fare, perché se tu ti rivolgi al centro per l'impiego non hai dei dati con delle schede che evidenziano la professionalità di queste persone. Ma esperienze nel settore moda o esperienze? No, esperienze nel settore moda. Noi abbiamo scremato e abbiamo visto che solo in Veneto ci sono circa 2600 persone che provengono dal settore moda e che sono disoccupate, ma non sappiamo dove sono. Ossia, sappiamo solo dove sono, ma non sappiamo che cosa loro sapevano fare. Ecco. Ma loro non si propongono? E a chi? E questa è la difficoltà. Loro possono proporsi, ma a chi? Cioè, io vado al centro per l'impiego alla ricerca di una persona, sì, e loro dovrebbero andare nel loro centro per l'impiego, dovrebbero dire che cosa sanno fare, e il centro per l'impiego dovrebbe scrivere quello che io sto chiedendo. E non propormi, per esempio, il primo in graduatoria. Se il primo in graduatoria era un metalmeccanico, che per carità, molto bravo, però dovrebbe fare il metalmeccanico. Dovrebbe fare il metalmeccanico, voglio dire. E quindi questa domanda e offerta è un qualcosa che ci siamo accorti, sembra quasi una banalità, ma non riusciamo a individuare le professionalità. Ma quindi lei sta dicendo che in questa congerie, insomma, che si chiama mondo del lavoro, nonostante tutte le opportunità che sono state create, lei parla dei centri per l'impiego, ma penso a tutte le agenzie di lavoro interinali, insomma, che comunque dovrebbero fungere da momento di incontro fra domanda e offerta, in realtà non funziona. Ma non è un po' teorica, cioè allora io azienda devo fare il giro di tutte le agenzie interinali, il dipendente dovrebbe iscriversi in tutte le attività. Poi chiamate interinali, adesso si chiamano di somministrazione lavoro, perché in realtà non è solo lavoro interinale, è lavoro. Funziona bene in teoria, poi in pratica l'azienda dovrebbe star là, fermarsi, bloccarsi, andare in cerca di qualcuno. Quel qualcuno dovrebbe proporsi alle varie strutture. Questo mix non si trova. E allora, mi perdoni, voi cosa proponete? Noi proponevamo ai centri per l'impiego che ogni centro per l'impiego disposto nella nostra regione schedasse opportunamente i dipendenti in NASPI, queste schede che fossero messe in rete e che semplicemente accedendo tramite rete a un foglio Word o Excel noi individuassimo la persona tizio che sa fare questo e in questa zona qua. In questo modo l'azienda arriva direttamente a casa della persona e potrebbe assumere questa persona, perché poi io posso trovare anche una qualifica che mi interessa, ma se poi è a 250 km da casa difficilmente posso farla trasferire magari a famiglia, eccetera. Riuscire a creare, a mettere nero su bianco le professionalità di tutte queste persone in una banca dati che sia consultabile dalle aziende comodamente dall'ufficio, questo potrebbe permettere a parecchie persone di essere reinserite nel mondo del lavoro. Certo. Questa situazione che si crea, secondo lei, è foriera anche di lavoro nero? Voglio dire, uno è in NASPI e poi comunque in ogni caso fa qualcosa per il laboratorio.
Succede di tutto, succede anche che tu puoi andare in cerca di un dipendente che lo individui e che il dipendente risponda e che la persona risponda: ma guarda, io sono in Naspi per 2 anni, ci vediamo tra 2 anni meno un mese, e perché non intende perdere la Naspi, perché nel frattempo magari si vuole anche riposare, dai, non pensiamo subito male che voglia andare, ecco. Però anche questo sono delle opportunità perse, perché magari tra 2 anni a quell'azienda là potrebbe non servire più questa persona. Allora, quello che noi proponiamo è, per esempio, di bloccare la Naspi senza perderla, cioè se io dopo un mese trovo un posto di lavoro ed ero in Naspi, teniamogli lo stesso quei 23 mesi liberi, cioè li blocchiamo e metti che lui non si trova con l'azienda, non vada per 1,5 milioni di motivi, però poi rientri subito in Naspi, non possiamo lasciarlo così libero, perché sono da capire allora anche le persone che... In pratica dice l'assegno di disoccupazione, perché così capiamo, l'assegno di disoccupazione lo congeliamo per il periodo in cui uno rientra nel mondo del lavoro, poi se per un motivo non va... il giorno dopo... Perché invece non sarebbe così oggi. Una volta accettato viene perso, poi bisogna rimettere in mano tutte le pratiche e via discorrendo, e non sono molte le persone che sono proprio d'accordo nel... Sì, tante persone vedono anche, si arriva anche a 50 anni, magari anche 30 anni che si lavora, non so, non vorrei dire una frase un po' troppo forte, ma magari anche un periodo di riposo. Sì, certo, no, la pensavo anch'io così. Ecco, e quindi bisogna sempre però cercare di capire che non diventi troppo questo periodo di riposo, perché poi reinserirsi nel mondo del lavoro è sempre molto complicato. E voglio dire, le occasioni bisognerebbe cercare di non perderle quando arrivano. Allora mettiamo nelle condizioni che si prendano delle occasioni, ma che non si rischi neanche troppo. Voi avete fatto questa proposta, visto che vi siete anche incontrati con l'assessore regionale Donazzà, si sta muovendo? La proposta l'avevamo fatta, adesso siamo un po' in attesa, abbiamo avuto il periodo elettorale che ha un po' congelato tutte le cose, ma siamo fiduciosi perché l'assessore Donazzà aveva accolto con entusiasmo. Ecco, ma questa vostra proposta va gestita sul piano regionale o nazionale? Allora, noi partivamo da un piano regionale, ma è esportabilissima in qualsiasi regione d'Italia, potrebbe essere una buona prassi da utilizzare in tutta Italia. Grazie. Prego. Buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a Pier Giorgio Silvestrin, che ricordo di essere il presidente di Federmoda CNA, Confederazione Nazionale Artigianato Veneto, nonché portavoce del Tavolo Veneto della Moda, che comprende non solo le associazioni artigiane, ma vedo anche Confindustria e le associazioni del commercio. Grazie a voi, alla prossima.